Cittadine e cittadini di Udine, alle prossime elezioni comunali facilmente non troverete in prima persona tra le forze in campo questo nostro piccolo fogolar politic, nuova emanazione del trentennale movimento civista del Fogolar Civic, movimento unico in 3 decenni a votarsi distintamente a una pertinace rivitalizzazione di un'identità civica udinese certo ripensata, solida, radicata e inclusiva, versione locale di valori universali o transnazionali di civiltà e di comunità. Un'identità inclusivamente da rifondarsi sulla condivisione, anche interetnica, interculturale, delle tradizioni civiche locali, delle memorie, dei miti, dei sogni che danno carattere e profondità all'essere udinesi. Patrimonio d'esperienza umana incarnato nel luogo, al cui presidio, dal cui sviluppo tutti gli udinesi oggi, tutti gli abitanti di Udine oggi, di qualunque grado, origine e credo, sarebbe bello fossero chiamati a contribuire, facendone scusa e anche sentimento di vera unione, di affiatamento. Ecco il vero collante di una nuova Udine. Ecco come mutare uno spazio affollato da gente varia in una piccola patria comune, cosmopolita, in una famiglia, in un fogolar, unito dall'orgoglio di contribuire a volgere al futuro un passato singolare, un passato glorioso nel cuore d'Europa. Sono decenni che pensiamo che Udine abbia bisogno di ricompattarsi, di rifondarsi come comunità. E ciò perché la comunità, quando positiva, può essere antidoto insuperabile contro la solitudine dell'individuo, contro le paure dell'individuo, contro il suo isolamento, contro il suo aggiogamento a ingiustizie e tirannidi, a prepotenze che imperversano sotto traccia anche in questo nostro apparentemente sereno Friuli. Una comunità forte, dunque, solamente una comunità forte può permettersi di essere aperta, come reclama a gran voce il presente. Perché solamente una comunità forte non ha paura, non teme ingressioni, perché è persuasa comunque alla fine di prevalere. Sì, certamente sì alle infrastrutture, sì, certamente sì agli spazi e ai luoghi di socialità, ma la socialità non produce affatto automaticamente comunità forti, senza lo stimolo di contenuti, di sentimenti che da un lato possano essere radice, dall'altro ramo proteso al domani. Senza radici ogni ramo, ogni albero sono destinati soltanto a morire, a crollare alla prima tempesta, alla prima folata di vento. La comunità, ciò che non siamo. Friuli Doc non è affatto il modo per rafforzarci come comunità cittadina udinese, e non lo è la festa del Friuli, di cui vantiamo un remoto titolo di capitale. 800 anni fa un anonimo borgo addossato a un castello iniziava un cammino che l'avrebbe condotto non solamente ad associare a se stesso le ville contermini, ma anche ad assurgere a modello civico, a comunità guida di una regione intera, divenire guida di un Friuli civico, ribelle ai tiranni, democratico, forse in una certa epoca più democratico di quello di oggi. Ma chi se la sogna oggi? Una Udine in cui i cittadini siano chiamati una volta all'anno liberamente a proporre, votare e deliberare sul bene comune senza delegare una buona volta o pietire promesse ai sorestans di turno. I primi a non sognarla sono in larga parte i cittadini stessi, quelli assuefatti a non poter contare, oppure addirittura a credersi qualcuno per il fatto di essere amici Facebook di un politico o di un amministratore. Da qui, da quell'antica storia di democrazia partecipativa, oggi negata, ridimensionata, abbiamo risuscitato nel 2015 l'Arengo Civico, Assemblea Popolare della città. Un'istituzione che dovrebbe essere nave ammiraglia di un civismo, di una cosiddetta società civile o cittadinanza attiva, che a Udine però, come certamente in altre realtà, e magari anche peggio, in larghissima parte è solo parvenza. Spesse volte associazionismo volontaristico
al guinzaglio di una politica fonte di finanziamenti o di potentati più o meno palesi, di cui è sottobosco, massa di manovra, parcellizzata e fidelizzata da questo o da quello. Ed un gran procedere a compartimenti stagni, poi, volto a isolare in particolare chi certe logiche non le accetta. Non è civismo questo. È chiaramente una montatura d'uso dei politici per dimostrare di avere dalla propria una parte di piazza, clientele elettorali, ossequienti clientele che evitano lo scontro quando i loro patroni stanno al governo e si accaniscono contro il palazzo quando è occupato da parte contraria. Non è civismo questo, non è popolo libero questo. Anche per questo motivo, la mia ventilata, chiaramente guascona, candidatura a sindaco di questa città, alla guida forse dei resti di un civismo vero, non avrebbe avuto come ovvio approdo solamente una sonora sconfitta, lenita comunque dall'orgoglio guerriero di aver combattuto una buona battaglia, ma avrebbe terribilmente portato quello sparuto civismo alla conta, svelando così la magra realtà di una Udine odierna in cui la civica libertà non è affatto all'ordine del giorno, salvo casi rari che non mancheremo di considerare e anche di appoggiare. Il mio e il nostro fiasco, senza nulla togliere ad altre forze in campo, tutte onorevoli, sarebbe la tomba del civismo udinese, la presa d'atto della sua inesistenza come entità libera e veramente sovraordinata a parti e partiti. Lo so, parole gravi, forse presuntuose queste, che pronuncio con la coscienza di chi per 30 anni ha cercato di tessere una tela, ostacolato da molti, deriso da tanti, aiutato da pochi, e che dopo 30 anni rileva che ancora né lui né altri, con lui o contro o senza di lui, sono riusciti nel buon intento di trasformare quella che ormai è solamente un'espressione geografica, anzi topografica, città di Udine, in una comunità cosciente, unita, orgogliosa, non facilmente manipolabile dai poteri e dai prepoteri che vi si insinuano o che la sovrastano. Se oggi Udine fosse questo, sarebbe Udine a vincere, insieme a chi l'ha sognata più bella, chi l'ha sognata più forte, in faccia a una contemporaneità liquida, ambigua, insidiosa. Dudi riviodi allora, da rivedere tutto da rifondare nell'anno in cui si dovrebbero festeggiare gli 8 secoli della fondazione della città. Ebbene, noi fogolaristi, certo, non ci ritireremo in un modo o nell'altro, tratteremo con tutti, a destra e a sinistra, con tutti gli udinesi di buona volontà e speriamo di trovarne. Non ci arrenderemo, no, non ci arrenderemo, non scompariremo nel grigio incedere di questo secolo, poiché siamo convinti della suprema utilità comune di un tema supremo, quello della comunità, che come notiamo però non è spesso in agenda tra le forze politiche che si accingono a candidarsi alla guida della nostra Udine. E noi vorremmo una Udine popolo che conta in una città che conta, popolo sovrano della sua città ed esempio in questo per il territorio. Una Udine Atene del Friuli o del Friuli Venezia Giulia, che dir si voglia, capitale democratica vera, del civismo regionale, anche di quello che non c'è. E poi mettiamoci anche questo, nel mito di Aquileia, modernizzato, internazionale, laico, capace di restituire a Udine, sua lontana e smemorata erede, il ruolo interregionale, un ruolo interregionale transfrontaliero internazionale di laboratorio, di piccolo laboratorio di civiltà, di cultura, di convivenza civile contro la barbarie avanzante da fuori e da dentro il nostro mondo patacca. Ci risentirete, ci rivedrete
a riviodisi, concittadine e concittadini udinesi. Se vedemo ben,